Sono circa 30.000 gli alunni in Sicilia che abbandonano gli studi e tra questi moltissimi frequentano le scuole elementari. I dati sono pubblicati dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica diretto da Maurizio Gentile e descrivono un fenomeno che si sta ridimensionando anno dopo anno. Si riferiscono al 2017-2018, alunni anche di tenera età, ancora bambini, che pur essendo soggetti all'obbligo scolastico sfuggono al controllo delle istituzioni. Il fenomeno è considerato tra i più preoccupanti a livello europeo per la potenzialità di sviluppo economico e sociale di una regione come la nostra. I numeri sono altissimi, si legge nel dossier sulla scuola siciliana, tra bocciature, evasioni dell'obbligo scolastico e abbandoni in corso d'anno. Il dato della scuola elementare è quello percentualmente meno evidente, con un indice di dispersione pari allo 0,6%, che corrisponde a circa 1.300 bambini, metà dei quali bocciati e l'altra metà alunni che non hanno mai frequentato, che hanno abbandonato in corso d'anno e non sono stati promossi. Riflettendo sembra immaginare di essere bocciati alla scuola elementare, ma si tratta spesso di piccoli che frequentano le lezioni saltuariamente e collezionano un numero considerevole di assenze che per regolamento vengono bocciati. Caso diverso tra gli alunni nella scuola media, dove i numeri saltano in alto. In media 4 ragazzi su 100 si perdono o vanno incontro ad un insuccesso scolastico, fonti ufficiali dell'anno appena concluso. Sono circa 3.200 in totale gli alunni che evadono dall'obbligo scolastico, che abbandonano le lezioni in corso d'anno o che non sono stati scrutinati per le troppe assenze. Una percentuale in media troppo alta rispetto alla media europea ed italiana in genere. Tra le peggiori la provincia di Palermo ed a seguire Siracusa, va un po' meglio per le altre province, Agrigento comprese. Infine, negli istituti superiori dei circa 23.000 studenti la percentuale di dispersione scolastica è di circa 11%, divisa naturalmente a metà tra bocciati a giugno o a settembre e dispersi veri e propri. Palermo è la provincia con il tasso più alto e preoccupante, quasi 8 ragazzi su 100 interrompono gli studi e 7 su 100 sono respinti agli scrutini o agli esami. Messina invece è la provincia più virtuosa, con 4 studenti su 100 che vengono bocciati e altri 4 che fuggono dalla scuola durante l'anno.